Il più grande di tutti è stato quello di, separare Virginia essere umano, Mh-mh. Virginia persona, donna, figlia, moglie, amica, dal Virginia founder di Start to Impact e quindi Virginia uguale Start to Impact. Perché dico che questa per me ad oggi è stata la cosa più complicata e ci sono passata proprio a livello interiore, a livello emozionale quando stavamo per fallire, perché io quando stavamo per fallire, essendomi sempre identificata nella bambina che era stata bocciata, in quella che all'università ha fatto una fatica assurda perché non era intelligente come gli altri, ora Start to Impact fallisce, allora tutte quelle etichette erano vere, no? E quindi la cosa più grande che ho fatto con me stessa, su me stessa, è stato proprio separare il mio essere un essere umano da quello che faccio. Poi credo anche che sia vero che, come dici, noi siamo quello che facciamo. È vero, in qualche modo, però un conto è una società, un conto è il tuo lavoro e un conto sei tu. Cioè, per me ad oggi il mio lavoro è un mezzo per raggiungere il mio obiettivo, cioè per stare, come dire, in armonia con Virginia. Quindi io era da quando ero piccola che avrei tanto voluto creare una società che facesse del bene a me, nel senso che mi desse appunto da mangiare, però volevo che questa cosa venisse fatta tramite appunto una società che potesse essere di aiuto per il mondo, per le persone, per l'ambiente, eccetera. Quindi quello ho capito, cioè quando ho capito che comunque Start to Impact per me era un mezzo per raggiungere il mio obiettivo di vita, diciamo la mia missione, lì ho anche capito che c'era comunque una separazione, cioè che Start to Impact non ero io, Start to Impact era un mezzo. E aver fatto questo so che può sembrare una cosa strana e anche un po' mentale, però aver fatto questo mi ha reso una persona più libera e più, come dire, eh, in armonia con me e quello che sono io e quello che so fare io a prescindere dal lavoro